Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta, siamo nell'incontro della Protezione Civile RO1 a Loreo e ascoltiamo e facciamo tesoro dei consigli degli operatori della Croce Verde di Adria. In questo momento chi è alla testa ha un compito importante, che è quello di fare, secondo voi, cosa? L'osservazione attenta della persona ferita, perché è vero che chi è davanti ha il compito di guardare il terreno, è vero che chi è di lato ha il compito di non inciampare, ma è anche vero che qualcuno, il ferito, comunque lo deve continuare a monitorare. E fondamentalmente su cosa lo monitora? Monitora sulla coscienza e sulla attività respiratoria. Questo è proprio fondamentale, perché ora qui abbiamo avuto un microscopico intervento, pochi metri, siamo già vicino all'ambulanza, eccetera. Ma provate a immaginarvi essere già a 200-300 metri, 500 metri, 1000 metri, quindi non riuscire a poter far diversamente. È chiaro che il paziente, la persona infortunata, deve essere comunque sempre valutata, anche banalmente con delle semplici domande. Dai che siamo quasi arrivati, come ti senti, ti gira la testa, hai male, dai che tra un po' torni a casa, dai che adesso vedrai che ti copriamo, ti aiutiamo un pochino, cioè bastano delle semplici domande per capire e avere un minimo di risposta. Purtroppo ci siamo resi conto che la persona che stavamo trasportando a me non rispondeva più, ok? Perché Andrea in questo caso ha preso e ha portato via sicuramente lo zaino? Perché nello zaino abbiamo tutto il necessario per eventualmente iniziare quelle che sono le manovre rianimatorie, compreso anche l'utilizzo del defibrillatore, ok? In questo caso questo defibrillatore dentro questo zaino è chiaramente un trainer, quindi significa che è un defibrillatore da addestramento, non è utilizzato nella realtà perché ovviamente è, passatemi il termine, un giocattolo proprio per fare questo tipo di addestramento, come lui ovviamente vedete perfettamente che è un manichino. Abbiamo abbassato, quindi io ho detto ai miei colleghi attenzione, c'è qualcosa che non va, la ragazza o la persona non mi risponde più. Al 3 chi è sempre alla testa e chi comanda vi dirà 1, 2, 3 abbiamo abbassato. Ora è anche vero che chi è alla testa solitamente è quello che ha magari maggior capacità sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista della gestione dell'urgenza e dell'emergenza, però nulla vieta che possa essere Flavio o possa essere Manuel, ok? Perché comunque lui potrebbe essere il più esperto nel muoversi su un terreno, però o fa una cosa o fa l'altra. Quindi sicuramente che cosa faremo? Lasceremo, esempio Manuel che divento io, spazio per poter fare le valutazioni. Quindi chi sta coordinando, che cosa farà? Non farà altro, sempre se ci sono gli spazi a disposizione, allontanarsi per permettere a chi sta facendo le sue valutazioni di farle in maniera assolutamente tranquilla. E che cosa farà Manuel? Facciamo finta di turno. Andrà a rivalutare la coscienza attraverso che cosa? Banalmente il respiro, il chiamare. Supponiamo che non la conosco. Signora, mi sente? Signora? Devo valutare adesso il respiro, perché abbiamo detto che ogni volta che io faccio le valutazioni ricomincio da capo. Mano sulla fronte, non aveva traumi per cui non abbiamo utilizzato il collare, diversamente non l'avremmo fatto questa manovra. Cerchiamo di capire se sta respirando. Conto fino a 10, mi accorgo che in realtà non respira. Se c'è un caposquadra e abbiamo una radio, che cosa comunicheremo? Se la persona non è abbiamo cosciente un'emergenza e non assoluta, respira. persona non cosciente non respira, iniziamo manovre rianimatorie, chi sa dare le coordinate ovviamente darà le coordinate per eventualmente far arrivare un'automedica, un elicottero, comunque un ulteriore mezzo in aiuto. E che cosa inizierà? Inizierà con le manovre rianimatorie. Siamo su una tavola spinale in questo caso, ma potrebbe essere tranquillamente la tavola a cucchiaio, ok? Si cercherà di liberare, non c'è bisogno di denudare, però si cercherà di liberare il minimo per poter iniziare il massaggio.
E il massaggio prevede che cosa? Il posizionamento di un operatore o alla sinistra o alla destra della persona che in questo caso ha la necessità di essere animata, la ricerca di un punto che va dalla sella dello sterno, che fondamentalmente ce l'abbiamo tutti, è questa cosa qua, ok? Fino al plesso solare. Trovata la misura mi sposto di 2/3 e applicato il calcagno della mano, che può essere la sinistra o la destra in base a quello che noi ci sentiamo con la mano dominante, andiamo a cominciare le compressioni toraciche. L'altro collega che cosa fa nel frattempo? Subito prepara il defibrillatore. Aspetta che accendiamo. Il massaggio dovrebbe, e adesso vi spiego anche il motivo del dovrebbe, quindi l'uso del condizionale, abbassare lo sterno tra i 5 e i 6 cm per permettere al cuore di poter essere spremuto in maniera adeguata e mandare sangue al cervello. Perché uso il condizionale? Facciamo finta che ci sia un collega che è Nicolas e che per costituzione, per capacità fisica e quant'altro riesca a spingere solo 4 cm. Facciamo in modo che allora a questo punto lui non massaggi, o è meglio 4 cm? Meglio 4 cm. È meglio 4 cm. Quindi Nicolas inizierà subito a massaggiare, sappiamo però che qualcun altro prontamente dovrà sostituirlo per cercare di ottenere questo risultato. Frequenza di circa 100-120 battiti al minuto, quindi circa un paio di compressioni al secondo, e in questo caso non è previsto la ventilazione bocca a bocca, ok? Quindi mi concentrerò esclusivamente sul massaggio. Ok, a questo punto Andrea ha estratto il defibrillatore, lo ha acceso, ora lui ci parla e ci parlerà, ci dirà alcune informazioni. Rimuovere un indumento dal torace del paziente. Estrae le piastre. Le piastre fondamentalmente, allora in questo caso sono pediatriche, perché le piastre, quelle da adulto, erano completamente consumate e volevo che voi le vedeste bene, ok? Sono leggermente più grandi quelle da adulto. Hanno, non so se ve le faccio vedere anche di qua, hanno la posizione esatta di dove devono essere applicate, però se vengono invertite non succede niente, quindi in pratica il disegno ci serve solo come promemoria, per cui se io prendo la piastra disegnata in emiclaveale destra e la metto in emi-ascellare sinistra, non è un errore, è solo, ripeto, un promemoria, ok? Quindi, che cosa fa Andrea? Nel momento in cui ha aperto il defibrillatore e lui comincia a darci delle informazioni, Andrea le può bypassare portandosi avanti, prende le piastre, applica la prima piastra possibile. Chiedere aiuto. Rimuovere un indumento dal torace del paziente. In questo caso io mi sposto perché una volta che le piastre sono collegate, chi si intende un po' di parte elettrica capirà questo concetto. Tirare la maniglia rossa per aprire il sacco. In pratica si chiude un circuito elettrico e il defibrillatore inizia a fare che cosa? L'elettrocardiogramma, e dirà: posso fare qualcosa, quindi posso agire erogando uno shock elettrico, oppure non posso fare niente perché non ci sono le condizioni per poterlo fare. Questa manovra ovviamente deve essere fatta solo su un piano che sia assolutamente non bagnato, tant'è che la tavola spinale o la cucchiaio comunque ci preservano un minimo dal terreno, però ovviamente non possono essere a mollo nell'acqua, ok? Erba bagnata, terra, sabbia e quant'altro umida, non succede assolutamente nulla. Ovviamente vasca da bagno per forza lo devo estrarre, lo devo sommariamente asciugare dove appoggio le piastre e devo avere lo spazio chiaramente asciutto per poter applicare il defibrillatore. Chiuso il circuito elettrico, se io, che può essere una manovra umana chiaramente, tengo la mano perché è una situazione di emergenza, il defibrillatore che cosa farà? Non farà altro che non essere in grado di fare la valutazione per un motivo molto semplice. Un ECG fatto così è un ECG fatto assolutamente in maniera inadeguata e il defibrillatore ci dirà piuttosto non faccio nulla piuttosto che scaricare e rischiare. Quindi mi raccomando,
non toccate il paziente e cercate anche di evitare banalmente quelle che possono essere vibrazioni, ok? Per cui il defibrillatore in questo caso Chiedere aiuto. quindi ho applicato le piastre, Rimuovere un indumento dal torace del paziente. le ho applicate, Non toccare il paziente. Esame del ritmo cardiaco in corso. ok, sta facendo l'ECG, Attendere. Preparazione allo si sta shock. preparando per scioccare, quindi io posso continuare a massaggiare, Premere il pulsante io mi lampeggiante. allontano. Shock somministrato. Chi ha erogato lo shock inizia nuovamente il massaggio. Il defibrillatore proseguirà per circa 2 minuti lasciandoci e ripetendoci di continuare il massaggio fino a quando o non abbiamo dei segni di ripresa oppure fra 2 minuti il defibrillatore ci dirà allontanatevi perché voglio rivalutare e capire se la persona può essere scaricata oppure no, quindi defibrillata. Andrea, fermati, vedo che comincia a muovere le gambe. Che cosa significa secondo voi? Continuare il trattamento. Se muove le gambe vuol dire che il sangue ha ricominciato a girare. circolare. Se ha cominciato a circolare significa che qualcuno l'ha mandato in giro. E chi lo ha mandato? Al cuore. Il cuore. Per cui a questo punto che cosa cercheremo? Di capire se per caso ha ripreso a respirare. Ok, Angelo, respira. Respira, perfetto. Signore. Mi senti? Mi senti? Supponiamo che in questo caso non venga ripresa la coscienza, quindi manteniamo uno stato di incoscienza ma di ripresa cardiaca e quindi di ripresa respiratoria. A questo punto che cosa faremo? Defibrillatore attaccato, mantenuto chiaramente acceso, riprenderemo il nostro tragitto verso la barella e a questo punto se arriva l'automedica o l'elicottero con le coordinate ci coordineremo per poter adesso non so Oppa. per eventualmente fare quello che si chiama in gergo tecnico rendezvous, quindi praticamente l'incontro, oppure ad esempio veniamo dirottati verso l'ospedale più vicino che in questo caso sarà sicuramente Portoviro, oppure magari ci mandano ad Adria o qualsiasi altra posizione. Grazie, complimenti.